quanto è importante questa sera la notte dei licei? Sì, assolutamente, questa sera si sta celebrando una bellissima manifestazione che vede anche nuovamente protagonista il Liceo Classico e Musicale Empedocle, che ha aderito all'8ª edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. È una manifestazione che è stata ideata da un docente, il docente Rocco Schembra dell'Istituto Puglia e Pennisi di Acireale, ma che ha trovato subito il consenso del Ministero dell'Istruzione, tant'è che a tutt'oggi tutti i licei che aderiscono all'iniziativa sono coinvolti e chiaramente ne fanno appunto una buona propaganda, come sta succedendo anche a noi. È il momento della ripartenza, gli studenti sono i principali protagonisti, abbiamo avuto degli illustri ospiti, in primissima battuta il professore dell'Università degli Studi di Palermo Salvatore Lobue, che ha tenuto stamattina una lectio magistralis su Leopardi, in particolar modo sull'infinito, e poi abbiamo avuto anche il professore Francesco Pira, anche io docente universitario all'Università di Messina, l'attore Gaetano Aronica, e continueremo con Marco Savatteri e la Casa del Musical, il cantautore Daniele Magro e i laboratori ideati dai nostri docenti e portati avanti dai nostri studenti. Ecco, c'è stata anche un'ottima affluenza da quello che abbiamo potuto vedere, grazie anche alle tante iniziative in calendario che fino a mezzanotte hanno intrattenuto il pubblico. Sì, tante iniziative e soprattutto tanta voglia di esserci da parte dei nostri studenti. Sono contenti di questa ripresa, di questo ritorno alla normalità, e sono contenti di fare qualcosa per la loro scuola, che in qualche modo in questo momento assume anche una veste diversa, perché la scuola c'è non soltanto sul banco di scuola, ma anche in queste iniziative collaterali, dove si riscoprono i classici, ma in una chiave anche moderna, e si capisce che non c'è memoria se non c'è anche un'attualizzazione della memoria, e che il classico ti dà la possibilità di essere come un albero che affonda le sue radici nel passato, ma che si protende verso il presente e in qualche modo anche verso il futuro. Allora, siamo in questa serata della notte dei licei, dove ci intratterremo con balli, diverse rappresentazioni e diverse letture, soprattutto di classici, e comunque brani che riguardano appunto i nostri studi. Infatti noi come liceo classico siamo comunque anche a indirizzo musicale, ma in questa sera particolarmente il liceo classico, appunto proporremo letture di classici antichi, come ad esempio letture dell'Iliade, dell'Odissea, dei grandi poemi. Quindi oggi il Liceo Empedocle vive un'atmosfera di grande festa, classico e musicale. Oggi appunto è la notte nazionale del Liceo Classico, e grazie anche al prezioso aiuto del Liceo Musicale siamo stati in grado di organizzare una serata con tanti momenti dove i ragazzi del nostro istituto proporranno quindi delle loro rappresentazioni, dei loro spettacoli. Abbiamo degli illustri ospiti, Gaetano Aronica, Marco Savatteri, il professore Lobue, il professore Pira. Dunque è sicuramente una serata densa di cultura, una serata che quindi fa capire quanto il liceo classico sia ancora in auge. Un liceo aperto anche al mondo esterno, stiamo vedendo un'affluenza anche di parecchia gente, parecchi genitori, insomma la curiosità la fa da padrona? Il liceo classico e musicale Empedocle sicuramente è una delle più importanti scuole del territorio, e la notte nazionale del liceo classico è un evento, possiamo dire, pubblico della città. Dunque ci aspettavamo, ecco, questa grande affluenza. Finalmente la situazione pandemica diciamo, sta voltando pagina. Gaetano Aronica, attore, protagonista anche in questa sera nella notte dei licei qui al liceo classico Empedocle, con una bella performance. Sì, ho fatto qualche brano con un ragazzo bravissimo, classe 2003, Federico Mungiovi. Abbiamo fatto alcuni brani da Weekend Heroes, abbiamo anche poi cantato un po' di Bob Dylan, un po' di David Bowie. È stato molto bello. Io ho fatto il liceo Empedocle, mio padre insegnava qui, la preside mi ha invitato, anzi quest'anno credo di essere il testimonial del liceo classico Empedocle, e è stata una gioia, un tuffo nel passato ma anche nel presente, e qui ringrazio il liceo Empedocle. Abbiamo visto una grande affluenza di persone, oltre che di ragazzi. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni tanto l'amore è ricambiato, non succede spesso, però con la mia città l'amore è ricambiato, e questo è uno dei segnali. Io, come sai, tengo sempre un profilo basso, non pubblicizzo più di tanto, e oggi c'era insomma, sono felicissimo. Ringrazio tantissimo la preside Gatto, perché è stato bello.
Ti sei esibito con Gaetano Aronica qui alla Notte dei Licei. Mi sono esibito in occasione della Notte dei Licei insieme a Gaetano Aronica, il grande maestro e il grande attore Gaetano Aronica. Per me è stato un grande privilegio veramente poterlo affiancare in questa bellissima serata che ha unito sia musica che teatro. Come ex alunni che considerazione avete? Come vi sembra questo domani? Qual è il messaggio che tramandate anche agli attuali alunni e chi vuole venire a iscriversi? Il messaggio che mandiamo agli alunni attuali e a quelli che verranno è quello di scegliere sempre il liceo classico Empedokle con tutte le sue difficoltà, perché è un liceo molto impegnativo, ma nonostante ciò alla fine del percorso formativo otterranno dei risultati che li contraddistingueranno nella loro vita. Venire qui è sempre stata un'emozione, infatti noi ci siamo diplomati 2 anni fa e venire qui ogni anno per noi è sempre un'emozione, ritorneremo sempre. Anche l'avvocato Scozza di qui alla Notte dei Licei tra gli spettatori, come mai? Tra figlio e moglie al liceo classico e 2 figlie con un passato al liceo classico, credo che queste siano iniziative straordinarie che vanno valorizzate, partecipate, perché sono quei momenti che costruiscono la formazione culturale e anche psichica, psicologica dei ragazzi. Credo sia un bel momento. Importante è la Notte dei Licei, no? È fondamentale, è importante perché fa comunità, si aggrega in un momento in cui l'era digitale è deleteria rispetto a questi ragazzi che purtroppo sono sempre attenti al cellulare, all'iPad e poca socializzazione. Qui si socializza, si suona, si recita, si legge, credo sia veramente importante.